Che cosa hanno in comune salto in alto e affari? Più di quanto si pensi. Il fatto che chi innova vince, per esempio. Ecco perché, per raccontare le storie di imprenditori in tempo di crisi, si può partire da qui. 20 ottobre 1968, un ragazzo di 21 anni e il salto che riscrisse la storia. Alle Olimpiadi di Città del Messico, Dick Fosbury di Portland non lo conosceva quasi nessuno. Poi prese la rincorsa, rovesciò il corpo all'indietro e cadde sulla schiena scavalcando l'asticella. 2,24 m, record olimpico, 80.000 in visibilio allo stadio. Aveva rivoluzionato la disciplina e cancellato il passato. Oggi chi tra i capi d'azienda vuole vincere deve fare un po' come lui, innovare per restare in corsa. In Italia e in quel nord-est un tempo locomotiva del paese, i settori tradizionali arrancano, ma c'è chi li ha ripensati come Fosbury il salto in alto e fa girare gli affari. Prendiamo l'arredamento. Il comparto grida vendetta, lo dicono i dati degli ultimi 5 anni. Nell'insieme, i materassi non sono andati controcorrente. Lo sa bene Giancarlo Tibaldo, che da più di 30 anni ne produce con la sua Sirio a Trissino, nel Vicentino. La vita però è fatta anche di sogni e lui da 50 anni ne ha uno, che sta realizzando. La mia idea è sempre stata un'evoluzione praticamente dell'uomo attraverso il benessere psichico e fisico. Ed ecco l'idea. Partire dai materassi per dotarsi di uno scanner, comprare un albergo e superare i confini del settore. Utilizziamo uno scanner che praticamente visualizza, pesa e misura la persona e vede anche dalla posizione le leggere correzioni da fare. E sicché viene progettato come un vestito da sarte su misura. Trasferiamo via computer i dati all'albergo e viene confezionato il materasso per la persona. Tibaldi ha svoltato così: stampi di gomma intercambiabili di diversa durezza con dentro molle in fibre di vetro. Una scansione ed è fatta. Il materasso si compra, ma si prenota anche per il soggiorno. Spirito di adattamento, lo stesso che ha spinto chi lavora il legno a cambiare rotta. Siamo sempre nel Vicentino ma a Valdagno. I fratelli Zordan hanno ereditato l'azienda del padre e il mestiere del nonno. Hanno vissuto la crisi, ma hanno superato le difficoltà ritagliandosi una fetta di mercato. In sostanza fanno arredamento di interni in legno per negozi dei marchi di lusso in tutto il mondo e così resistono. Il lavoro tradizionale, che era legato essenzialmente al mercato locale, per poter essere esportato doveva essere cambiato. La produzione viene fatta in Italia perché l'Italia è dal punto di vista del lavoro artigianale, uno dei posti più competitivi al mondo. Puntano più in alto però, ci tengono al territorio e vogliono aprirsi un mercato destinato ai privati valorizzando l'autoctono castagno. Così hanno pensato a mobili su misura e hanno messo in piedi un progetto sperimentale che personalizza il mobile per il cliente, dal taglio dell'albero al prodotto finito. La domanda interna in Italia però ristagna ancora ed ecco la trovata: un concorso internazionale e un premio. Per premiare designer e così cominciare a stringere relazioni anche al di fuori del nostro territorio nazionale e nei mercati, diciamo, che chiedono queste competenze. Anche il settore metalmeccanico è colato a picco. Basta dare un occhio alla produzione industriale e a quanto l'Italia ha perso rispetto a prima della crisi. Ma anche qui si riesce a svoltare. Da quando ha rimesso mano al modo di lavorare, Filippo Girardi ha dato un qualcosa in più alla sua Mida che alle batterie che produce a Soave, nel Veronese. Penso che il merito sia della squadra e di tutti i dipendenti che hanno fondamentalmente capito che il mondo è cambiato. È cambiato perché non basta più saper fare le cose come prima, ma bisogna saperle fare bene e meglio. Nell'anno appena trascorso il mercato italiano si è contratto del 13%, ma a loro è bastato organizzarsi prima. 20.000 metri quadrati di pannelli solari abbattono il costo dell'energia, per esempio. I reparti sono studiati per far lavorare in sinergia gli oltre 400 dipendenti in Italia. Hanno pensato anche alla qualità, producendo batterie per camion che costano di più di altre dei concorrenti e che tuttavia si vendono. E hanno assunto, cosa rara di questi tempi. Io mi auguro che la crisi sia già alle spalle, onestamente.
più che di crisi di mercato io penso che ci sia una crisi di cervelli e che bisogna avere anche il coraggio di dire che non basta solo lamentarsi, ma bisogna trovare soluzioni nuove per risolvere i problemi che pure ci sono e sono difficili a volte da risolvere, però senza questo coraggio e questo entusiasmo non c'è la possibilità di andare avanti sicuramente. I margini ci sono anche nel tessile che da anni si confronta con il segno meno. Ma basta concentrarsi su una fetta della torta. Così ne sono usciti ad Audes, ditta padovana che lavora in una barchessa e produce abbigliamento sportivo personalizzato per aziende, soprattutto del settore auto e moto. L'idea è venuta a Alessandro Bozzoli che l'ha messa in piedi nel 2005. Ora sono in 13, età media 32 anni. Abbiamo un po' rivisto quello che era il processo tradizionale dell'abbigliamento, che ha dei tempi completamente diversi dai nostri, e abbiamo scoperto che c'era una nicchia, un settore emergente che era quello del prodotto sportswear personalizzato di fascia medio-alta, e quindi c'era un interesse da parte di alcuni clienti verso questo tipo di prodotto. Fanno tutto, disegnano le collezioni con un ufficio stile interno, le producono e le vendono alle imprese e non si fermano a quello che hanno. Per noi innovazione vuol dire creare delle piattaforme web per aiutare i nostri clienti a distribuire i propri prodotti. Bisogna che ripensiamo un po' anche il nostro modo di agire, ci convinciamo che possiamo essere dei leader in determinati settori, in particolare il fashion è uno di questi. Solo se ci convinciamo che possiamo essere leader a livello internazionale in questi settori, secondo me riusciamo a ripartire. Un po' come fece nel 1968 Dick Fosbury nel salto in alto. Perfezionò la tecnica dal 1965, poi la mostrò al mondo. Tanto che ora tutti saltano come lui nello stile che prende il nome dal suo inventore, il Fosbury Flop.